cerese sotto graspa. Cerese sotto graspa è un'osmosi, un passaggio della graspa dall'esterno all'interno della ciliegia. Quando che la grappa che mangia il zucchero diventa questo liquore straordinario che è cerese sotto graspa. La funziona così. Però tanti che taglia il maneghetto. Il maneghetto le pieno di tannino, avvien amaretta ceresa. Tanti che cava il piccioio così. Però vi dite che il piccioio si porta dritto a polpa e spacca la buccia che è intorno? Erano più osmosi, è un inzuppare e la ceresa non è più croccante, diventa moegata, brutta. Io mi ho pensato a sta roba, Stefano. Ma che devo un giretto pian piano così, piano a mulinello. A mulinello. Vi dite che se resta chiuso, Vito? Vito, io tiro via il tannino, non ho sbusato il frutto, e il frutto sta qua e si ciuccia su graspa e fra 5 mesi, si rese sotto graspa. Che non è si rese aromatizzare con la prugna, si rese col malaschino, si rese sotto graspa. Più antica di questa non so. Che grappa che metto? Una graspa normale, buona, veneta, non tanti gradi, sui 40 gradi, 35 gradi. Questo è Stefano che è dell'anno scorso. Quindi si può tastarle. Non sono invasive. Sento anche il sapore della ciliegia. Sento che è croccante. Incredibile, croccante. Incredibile. Ed è l'osmosi che ti hai visto prima. Una cosa semplice che però ha sempre i suoi piccoli segreti, vero? Sì, Anche questa è Ma alta. roba Beh, massa buone. bellissima. Grazie Giannico, viva le Cirese venete e anche la cucina veneta, giusto? Giusto. Ciao ragazzi. Ciao. Io sto con Anta, ma so buono.